Grazie mille, grazie mille. Prima ho incontrato un paio di voi fuori, mi hanno detto Maurizio vieni facciamo una foto, vuoi un caffè? Io da genovese? Che cazzo vogliono sti qua? Voglio vendermi il folletto? Stasera ci sono un sacco di persone importanti, Claudio, Vanessa, importanti come mia mamma e mio papà. Mia mamma credo sia già in sala e mia mamma e mio papà hanno fatto quello che sono, anche nei miei contrasti e nei loro contrasti, perché mia mamma cintura nera di cattolicesimo, con tanto di master conseguito a Meggiugorie, bacio accademico di Paolo Brosio, tutte le domeniche a messa. Mio papà invece comunista, convinto, sindacalista nella Genova anni 70, ma con delle idee abbastanza aperte sulla Chiesa, fortunatamente. Se ti vedo un'altra volta con quei mangia ostie lì non sei più mio figlio. Grazie. La prima volta che ho sentito questo contrasto è stato quando da piccolo è mancato il mio pesce rosso, che si chiamava Pesce. La fantasia l'avrei sviluppata più avanti. Io l'ho visto nella boccia a pancia in su, pensavo stesse nuotando a dorso, ma poi non l'ho visto più, allora sono andato a chiedere spiegazioni alla mia devota mamma. Ho detto, mamma, ma Pesce dov'è? Non c'è più Maurizio. No, c'è. E sudava perché doveva spiegare qualcosa di inesplicabile. C'è, ma è in cielo, che nuota, in una vasca grande, con la nonna. Mia mamma la fantasia ce l'aveva già bella sviluppata e allora sono andata a chiedere spiegazioni anche a mio papà, Bruno Stalin Lastrico. Ho detto, papà, ma Pesce dov'è? Guarda, visto che l'ho buttato nel cesso un quarto d'ora fa, presumo sia nel Tirreno. No! E la nonna? Nel cesso non ci stava, abbiamo dovuto cremarla. Ma questa sera, tante sono le persone importanti e devo fare un omaggio però a una persona senza la quale io non sarei qua questa sera. L'autista dell'autobus che porta alla stazione. Ho fatto un viaggio con lui e ho cercato di mettere in Divina Commedia tutto il suo amore per il traffico cittadino. Nel 700° anno della morte del sommo Dante, ecco l'autista dell'autobus che parla in Divina Commedia, pezzo. Guardate la targhetta o voi che entrate. V'è scritto che il mestiere del conducente non è quel d'ascoltar vostre minchiate. O massa di maial chiamata gente, grappata a iurichechi camaniglia, che ignora il neutro Roberts detergente. Perché ad ogni buca che si piglia, invece di ingiuriare chi amministra, voi sempre sfanculiate mia famiglia. Io son traghettator caronte autista, e se veggio qualchedun che borseggiato, mi faccio i falli miei, vo per mia vista. Ma a un tratto, un vecio in panda, cappellato. Tagliommi la corsia e tiro il freno ed anche un bestemmion polifonato. S'indigna, riccasciura al grido osceno. Ma è il caso bestemmiar? Guidatore. O dama che del fallo fai a meno. Bombata in botulinico ripieno, che hai seno ormai strusciante sul terreno. Se vuoi vivere di più e inquinare meno, non romperci i coglioni e prendi il treno. Grazie! Dai!